porgo i saluti della Fondazione Oderzo Cultura, della direzione, della presidenza e dei diversi comitati che fanno funzionare tutto questo e anche del personale. Siamo contenti di poter ospitare una dimensione che è in grado di mettere insieme, creando sinestesie e sinergie, arte, formazione, scuola, e questo credo sia il momento più importante, anche perché oggi nell'età della specializzazione si rischia di fare delle attività che sono sempre chiuse al loro interno. Nel momento in cui si riesce a creare comunicazione, sintonia, io credo che diventi un momento di formazione collettiva e condivisa, che fa crescere una comunità e che dà identità. Vedo tante anche autorità civili che saluto e è arrivata anche una comunicazione della massima autorità civile della regione, cioè il presidente Zaia, che non ha potuto essere, ma ha voluto mandare un messaggio che adesso vi leggo. Allora a tutti voi, al professor Lucatello, alle classi e all'artista, ringraziandovi per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare alla proiezione del documentario Morago, l'arte di una vita, a causa di concomitanti impegni istituzionali. Desidero far giungere il mio augurio a questo straordinario artista che ha saputo raccontarsi in questa intervista a cuore aperto, contribuendo anch'io alla narrazione con alcuni ricordi che mi sono cari. Innanzitutto Morago ha segnato positivamente la mia vita, la mia formazione per quanto concerne l'arte. Un mondo che a quel tempo mi sembrava distante e che, grazie a lui, ho potuto conoscere e apprezzare. Se così si può dire, mi ha iniziato alla passione per l'arte, quella che ti fa occupare tutte le pareti di casa con quadri, a volte anche stipare. Quadri che mi hanno ispirato, mi ispirano un'emozione, non necessariamente di autori famosi. Quella fu l'occasione per conoscere un grande maestro, una persona di umanità e sensibilità che ha saputo essere interprete dei nostri territori e dell'identità veneta, con un crescendo di risultati e di tecniche pittoriche che ne hanno decretato il successo internazionale. Morago, infatti, è l'unico artista italiano a essere stato scelto per rappresentare il nostro paese al nuovo Palazzo del Consiglio d'Europa di Bruxelles. E numerose sono state anche le mostre personali in sedi prestigiose. Ricordo che fui felicemente colpito di vedere una sua opera in una di quelle sale. Anche lui ha avuto un periodo figurativo, ma non certo un'istantanea della realtà, che piano piano traspare e si astrae sempre più, riconducendo la sua opera ai grandi interpreti della pittura informale come Burri. Egli propone una continua dualità tra struttura e colore che emerge dalla tela e dalla superficie. Nei suoi quadri ho sempre visto la passione, l'energia del Veneto laborioso, come pure la continua ricerca di nuovi orizzonti, quelli che lui stesso mi ha aperto parlandomi di autori come Burri, Vedova, Cucchi e molti altri, e di questo gli sono grato. Morago non è quindi solo uno straordinario pittore della nostra terra, ma è un grande conoscitore e divulgatore dell'arte. Questo documentario, realizzato dagli studenti della quarta B del liceo artistico Obici, l'attuale quinta, coadiuvati da lei, professor Lucatello, che ringrazio, potrà dunque aprirci alla conoscenza di Agostino Morandin, Morago, uomo e pittore, che attraverso lo sguardo dei giovani parla a noi. Rivolgo a Morago il mio augurio di successo per questa nuova mostra e una buona visione a tutti. Concludo nel rivolgere ai presenti i miei più cordiali saluti. Dottor Luca Zaia. A questo punto il mio compito si è interrotto. Io resterò dopo, ma come un osservatore, perché non ho visto il video. Chi lo introduce invece è colui che ha coordinato e curato il lavoro, stimolando gli allievi. Passo la parola al professor Lucatello. Sì, io presento brevemente questo documentario perché poi preferirei dialogare con i ragazzi e che siano loro a raccontarvi un po' com'è andata con questo progetto. Quindi non vorrei fare altro che presentarvi Morago, l'arte di una vita, a nome della quarta B, attuale quinta B.
La pittura è un'arte e l'arte non è inutile creazione di cose che svaniscono nel vuoto, ma è forza che ha un fine e deve servire allo sviluppo e all'affinamento dell'anima. È un linguaggio che ci parla e nutre attraverso le forme e i colori. Siamo grati a Morago per chi ci ricorda che l'arte è testimonio privilegiata del patrimonio, della civiltà di un popolo. Troppo spesso ce ne dimentichiamo, presi da tanti problemi quotidiani. Nonostante appunto una levatura di tipo internazionale, un linguaggio aggiornato e aperto agli stili non solo europei ma addirittura mondiali, in Morago c'è anche tanto di Veneto. Chi conosce Morago sa benissimo che nella sua presentazione dice in continuazione: io vengo da un'umile casa di Lutrano, no? L'artista, che ha esposto in numerosi e prestigiosi sedi internazionali, è molto apprezzato sia in Italia che all'estero, tanto da aver ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il titolo di Commendatore al merito della Repubblica per gli alti risultati artistici del suo lavoro. Ogni artista, ogni grande artista è nato con un suo paesaggio dentro, come dire, così come si nasce con una lingua che ci accompagna nella crescita, che è la nostra lingua madre. Per un artista credo che il paesaggio madre, o padre che sia estremamente importante. Penso che sia l'opportunità per fare partire qualcosa di nuovo. Del resto i nostri territori sono sempre, e Morago ne è una rappresentazione, e sono sempre bistrattati da questo punto di vista, no? Sembra che dai nostri territori non venga mai fuori niente di buono. Inoltre è l'unico pittore italiano a rappresentare il nostro paese presso il nuovo palazzo del Consiglio d'Europa a Bruxelles. Alzo l'occhio e vedo il quadro di Morago. Giuro che vedo il quadro di Morago. Ed era un quadro messo in una sala dove c'erano altri famosissimi artisti degli altri paesi europei. Perché oggi va di moda addirittura il post-humanism, cioè l'idea per cui l'arte si deve dotare di tecnologie assurde per poter sconvolgere. La classicità di Morago è ancora più avanguardista, rimarrà per sempre. È questo il punto, sarà eterna. Da oggi le sue opere testimonieranno la sua presenza indelebile a Fontanelle, ma io le porgo l'invito ad essere presenza attiva tra di noi, ad essere maestro per le nostre nuove generazioni. Chiamate i ragazzi, portategli una tela e fatelo parlare mentre dipinge. Direi che questo dovrebbe essere lo scopo di questa iniziativa. L'amministrazione comunale, con stima e gratitudine, conferisce la cittadinanza onoraria a Agostino Morandin Morago. Mi avvicino così vediamo se funziona. Partito. Scena 1, shot 1. Ciao, chi sei? Sono il pittore Morago. Sono nato nella Plaga Pitergina e da sempre dipingo. Morago è l'acronimo del mio vero nome. Del mio territorio non posso parlare tanto perché io sono vissuto soprattutto lontano dalla mia terra, da questa terra pitergina.
Il rapporto all'inizio non è stato felice, come non lo è stato felice e nemmeno purtroppo sereno il rapporto in famiglia. Questo mio imprinting poi avrà molto determinato i miei lavori, suppongo. Vivevamo in una baracca di legno, ripeto, molte famiglie allora nel dopoguerra vivevano poverissime, era difficile unire pranzo a cena, se si pranzava non si cenava. Mio padre poi era un militarista, aveva fatto 4 anni in Russia, mia mamma era data per vedova, io ancora non ero nato, poi lui ritorna dalla Russia, e nasco io e lui, oltre che darmi la vita, mi ha dato tutte le ansie, le paure che aveva lui, perché aveva un'esperienza in guerra, per cui di notte si svegliava, urlava ai plotoni, è stata un'infanzia amara. Al di là di questa tristezza di fondo a livello economico, c'era una povertà di interessi, di cultura. Credo la nostra terra abbia grossi problemi, non è tanto coinvolta nel mondo dell'arte, ma direi nella cultura in genere. Vediamo da retaggi di povertà e quindi l'economia è la cosa che da sempre distingue la gente di questo posto, è quello che mancava nel dopoguerra e adesso continuano a pensare al conto in banca. Che qui è tutto nicchia, quello che non è prosecco. Quindi per uno che vuol fare della cultura e della ricerca d'arte... Mio padre mi ha mandato a fare le magistrali perché diceva io avrei voluto fare il maestro, tu vai a fare le magistrali, laddove io chiedevo di andare a scuola d'arte. Perché da sempre, da piccolo, io in casa continuavo a disegnare. E allora l'unico sfogo per me, l'unica roba che mi piaceva, che mi dava, era fare, disegnare colori. Poi lui e anche mia madre prendeva i miei lavori e li buttava dalla finestra perché diceva ste porcherie. Purtroppo mi sono sempre sentito una persona sbagliata, nata sbagliata, per il trattamento in famiglia e perché ero lontano da tutto e da tutti e mi sembrava che il mio destino non arrivasse mai quello che io sognavo. E ho detto adesso non mi basta, io adesso voglio fare quello che già avevo in mente di fare anni prima, cioè lavorare nell'ambito dell'arte. E mio padre mi ha detto t'arrangi. Allora ho cominciato a lavorare, facevo cartelloni pubblicitari e facevo 100 altre cose anche su ordinazione della gente che mi diceva, il farmacista che mi diceva io ho il divano marron, vorrei un quadro che si intoni col quadro marron. Allora io assecondavo, anche perché avevo bisogno di soldi. Per molti anni ho fatto del figurativo che però mi è servito come bottega, come lavoro artigianale, ho imparato il mestiere. E mi dicevano vediamo se sei capace di fare quello, so, un gatto che si gratta, il cane che salta o un fiore o il viso di un bambino o anche un paesaggio, un vaso di fiori stesso. All'inizio lo facevo, era una sfida e mi aizzavano a questa sfida, era una sfida con me stesso per dire sono capace di fare ed è stato utile, anche se non è il massimo per uno che vuole fare il creativo, imitare la natura, è stato utile perché apprendi un mestiere, ti misuri con qualcosa che puoi verificare. Mi sono stufato di fare pittura figurativa, prevedibile. Il guaio più grande della pittura figurativa è che è prevedibile e quindi mi toglie l'entusiasmo, diventa meccanica. Intanto che lavoro posso pensare all'amorosa o alla partita a calcio. Ecco. E lì io ho fermato tutto e ho cominciato a cambiare con una crisi di 3 anni. Poi però, a dire il vero, mi è servita anche la grafica, quindi niente si va a sprecare delle esperienze della vita. Nel tempo, quel che non si crede ti è utile, ti sarà utile. La mia pittura mantiene la solidità della grafica, di certa grafica di quegli anni,
guardate che siamo negli anni 70, quindi 60, 70, quindi davvero i primordi, eravamo dei pionieri, antesignani. Enzo Di Martino diceva: tu con quei quadri puoi andare dove vuoi, solidi. Non mi hanno mai accettato come pittore. Se ho cambiato nome è perché mio padre diceva: non dire a nessuno che dipingi, che ti piace dipingere, perché sono gli zingari che fanno queste cose, sono il poco di buono, e io invece quello volevo fare e l'ho fatto. Perché secondo lei è più apprezzato all'estero che in Italia? Io sono più apprezzato all'estero perché probabilmente faccio delle cose che suonano, diciamo, per analogia, come quelle che fanno all'estero. In altri posti dove non c'è tanta cultura storica, non c'è tanta memoria storica. Noi italiani abbiamo forse il 65-70% della più bella arte del mondo, dico. Però è un po' anche un freno. Non siamo liberi mentalmente e facciamo sempre un paragone, un confronto con l'arte classica. Chi fa un po' di strada, qui lo guardano un po' non ben disposti. All'estero guardano le opere, non guardano intanto chi sei. Qui da noi spesso diventa un fatto così di famiglia. Tizio è bravo perché è figlio di... secondo me fare un viaggio è come leggere 10 libri e io credo che i viaggi siano stati fondamentali. La Germania in particolare, anche l'America nella fase ultima, la Spagna, un po' meno l'Oriente, l'Africa mi ha molto colpito, è stato l'imprinting a un certo tipo di lavoro qui, rossi e neri. Io ho visto scene particolari che mi hanno molto segnato e mi hanno portato, con un po' di crisi, notevole crisi, ricordo la città di Nampel in Tunisia in particolare, con un po' di crisi mi ha portato a fare certi lavori. Se mi muovo Venezia, quello è il mio, da lì sono nato, cresciuto, spero cresciuto, nei musei soprattutto, anche un po' all'Accademia, nei confronti, anche viaggiando all'estero, il confronto è molto importante, conoscere e valutare quello che fanno gli altri e poi portare a casa entusiasmo soprattutto. Amo la campagna in particolare, non disdegno le grandi città. Vado a prendere spunto girando il mondo da questi incontri che sono anche dei confronti, ma torno a casa volentieri in campagna. Ho voluto una casa vecchia che ho restaurato nel 73 ancora, e ero giovane, avevo 27 anni e praticamente l'ho portata a quello che dovrebbe essere, secondo me, la vera casa di campagna, fatta di silenzi, fatta di linee pulite, e di materiali particolari come la tradizione veneta vuole. Ecco, io vivo qui, purtroppo non relazionandomi con il mondo esterno, mi sono chiuso in questo guscio, questo è il mio eremo e qui io coltivo tutti i miei sogni e li trasferisco, se riesco, li trasferisco sulla tela. La natura io la vedo chiudendo gli occhi e pensando a me. E in questa casa io è come avessi gli occhi chiusi e pensassi a me. È una mia seconda pelle e io mi immergo in me stesso. Io credo che tutta l'arte, la migliore arte, sia frutto di una malattia. Vi faccio un paragone. Esistono le perle, quelle buone, quelle che vengono da una conchiglia, e questa conchiglia, che è simbolo di purezza e di luce, che vale come un diamante o una perla di quelle, se sono veramente naturali, il simbolo della perfezione, è frutto di un virus, di una malattia della conchiglia. L'arte per me è anche questo, è catarsi, riuscire a metabolizzare i propri problemi, esplicitarli in un lavoro d'arte come si deve.
fatto che sia stato scelto fra 1500 italiani che hanno concorso a rappresentare il nostro paese, l'Italia, a Bruxelles. E quella è stata una cosa che è stato il mio colpo d'ala, diciamo. E da lì sono partite tante fortune. Lì è stata una cosa che io credo il buon Giove munifico mi abbia aiutato a vincere su tanti. Eravamo arrivati, partiti 1500, siamo arrivati in 3 e poi abbiamo presentato dei bozzetti, li conservo tutti io adesso i bozzetti, sono 8 e lì ho fatto i lavori più grandi della mia vita. L'arte astratta o aniconica, lo dice la parola, aniconica vuol dire che non rappresenta niente del reale. Per me è sublimazione di un pensiero, di un'emozione, di un qualcosa che il pittore ha dentro, attraverso simboli, colori, linee, senza, ripeto, rappresentare niente. Chi guarda deve leggere oltre quel che guarda. È come ascoltare una musica. Bisogna che chi guarda l'opera diventi anche lui un po' artista, che se la faccia. È provocato dall'opera, ma la completa lui. Sono tendenzialmente portato verso le forme liriche verticali. Esiste nell'astratto, oltre all'astratto puro modello Mondrian, l'espressionismo astratto di tipo americano o europeo. Ecco, io sono in quell'alveo, che poi sfocia anche nell'informale, anche se io mi sento poco informale, perché metto insieme con equilibrio il più possibile l'estrema libertà, che sarebbe il vero informale, che nasce come protesta, con quello che è il ragionamento, ovvero il mio lavoro nasce su riflessione, su pensiero, cosa che l'informale non fa. Qualcuno mette dei numeri nell'astratto, 1, 2, 3, opera numero 1, 2, 3. Io non metto i titoli perché mi sembra qualcosa di troppo logico e matematico, 1, 2, 3. Io sono un emotivo e soprattutto li battezzo, dico io, a opera finita, cercando di riconoscere in quel quadrato di colore, linee e simboli un qualcosa che mi riguardi. Non sempre ci riesco. Qualche volta sono anche condizionato da un fatto che mi è succeduto dopo l'esecuzione del lavoro. In genere serve per me per distinguere un quadro piuttosto che un altro. Il titolo non rappresenta niente, può essere anche deviante, qualche volta dice la verità. Questo quadro del 1980, dedicato al mio cane Rocky. Poi io ho invertito il nome, ho scritto Chiro per non far sapere i fatti miei, il titolo è Chiro. In realtà era Rocky, il mio cane lupo, io tornavo da Siviglia, mi ricordo, era Epifania, e lui stava per morire. E io ho immaginato, sono un po' tendente al pessimismo come animo, ho immaginato la sepoltura, quasi una deposizione classica. Voi vedete, immaginate di essere all'interno di una buca dove lui viene sepolto. Guardate queste pale dei contadini che versano la terra. All'interno c'è il suo tappeto, lui era abituato anche quando viaggiavamo ad avere il suo tappeto, le conchiglie, con lui andavo a giocare nel mare, dei resti di fiori, le teleferiche, quasi volevo mettere dei tubicini quasi a parlarli e mandargli dentro qualcosa da mangiare. Ecco, sono tutte angosce che io avevo allora e ne ho ancora. Il suo occhio oramai, che è un po' la luna e un po' un occhio, il suo profilo sempre con questo occhio evidente. La parte finale del periodo figurativo, dove io comincio a smembrare. Inizialmente io parto con del colore di base, steso in maniera molto vitrea. Questo colore sarà successivamente rivisto in più fasi, alle volte passano anni prima che finisca un lavoro. Questo colore che adesso voi vedete non si sa che cosa diventerà, c'è anche dell'imponderabile, c'è anche del non previsto nei lavori miei.
senso che parto con un'idea e la vario nel tempo. È come quando uno scrive un libro o una poesia. Non è detto che l'idea di partenza sia la più buona, per cui succede che do del colore di base, poi nascondo l'opera, la nascondo, la lascio rovesciata verso la parete e la rivedo molto tempo dopo, quando l'emozione che ha generato la partenza dell'opera magari è svanita e diventa qualcos'altro. Anche perché io non devo illustrare nulla. Se facessi il quadro fior di penna, ovvero subito appena ho un'emozione che mi passa per la testa, rischierei di fare dell'illustrazione. Invece no, io voglio che sia filtrata nel tempo, maturata nel tempo. Ecco, questo è il mio modo di procedere, non è assolutamente immediato come è un'opera che suole definirsi informale, ma questa è meditata. A quali significati associa i colori che utilizza? Dopo quei 3 anni che ho passato di crisi perché cercavo una mia nuova strada, l'ho trovata appunto in un viaggio a Nabel, ho detto prima, in Tunisia. E da lì è nato il periodo del rosso e del nero. La scena comincia perché ho visto ammazzare degli animali. Io amo tantissimo gli animali e quella scena cruenta di sangue mi ha segnato che sembrava proprio una illuminazione dal cielo. Il rosso che cos'è? È il sangue, è la passione, è il fermento, è tutto quello che abbiamo di profondo nel senso positivo. Il nero è la notte, è la morte, è il dubbio. Spesso io li metto in confronto, li combino in questo senso, uno a fianco dell'altro. Il nero poi ha un esercizio molto particolare sulla composizione. Laddove il rosso ha un effetto pneumatico, sembra dilatarsi, gonfiarsi, come fosse il pneumatico di una bicicletta che lo gonfia, cioè si riempie il petto, il nero smorza, tende a smorzare il rosso. È proprio una cosa abbastanza amara il nero. E io allora ero nell'età della maturità, ero pieno di pulsioni e pieno di sogni e di ansie. Ecco, il rosso e il nero mi rappresentano così. Questa è un'opera del 1986 e si intitola Come barca in mezzo al mare. Mi era stato richiesto un lavoro che parlasse di me come cristiano. E io che vengo da una educazione filo-cristiana anche in maniera forte, tra collegio e la famiglia, mio padre in particolare, nel tempo, più che maturare convinzione, mi sono crogiolato in 100 dubbi, in 100 problematiche. Per cui questa barca che ha 2 remi, quello emotivo si conserva intatto. Quello della razionalità è rovinato. È come una barca che, essendo in mezzo al mare, cerca di arrivare a un certo obiettivo, ha una sua finalità, ma avendo un solo remo che funziona, rischia di girare su se stessa e non proseguire. E l'affresco mi ha sempre affascinato parecchio, quella magia, quel mistero, quei colori liquidi. Poi risponde bene a quella che è la cultura di Venezia, che è fatta di acqua, di emozioni. Ecco, l'affresco. Io ho fatto parecchi affreschi negli anni '80, soprattutto in Emilia-Romagna, ma anche qui. Poi ho usato la tela. La tela è il classico supporto, va benissimo con l'olio, dal 1400 in poi si usa parecchio la tela. Sul legno qualche volta, spesso io metto insieme alla tela il legno, soprattutto se ho una tela che voglio allungare, voglio fare in modo che quello che è lo spazio rettangolare o quadrato esca, ho voglia di rompere i limiti, allora aggiungo dei pezzi di legno, li coloro oppure li lascio come stanno, diventano parte integrante del lavoro. Alle volte su carta, cartoni,
Io direi che se il lavoro è buono, certo è meglio che sia in un supporto di una certa nobiltà, tra virgolette, ma se il lavoro è buono, è quella la cosa fondamentale, che sia un buon lavoro. La sua casa è immersa nella natura e spiccano molti colori nel suo giardino. Questi colori riescono a ispirarla, a fare riflettere sulla sua arte? Questi colori, che sono bellissimi, un verde stupendo e un cielo azzurro come oggi, mi quietano l'anima e mi consentono di lavorare bene, ma i colori che io prediligo sono altri, il rosso, il nero e ultimamente il bianco, dove io praticamente annacquo tutte le mie idee e cerco di smorzarle, soprattutto perché vedo tanto vuoto intorno a me e in qualche senso il bianco lo rappresenta. Ma è anche un respirare. Il bianco è molto più leggero di un nero, una bomba, e un nero e rosso non vi dico, è guerra totale. Piano piano questo bianco comincia a prendere piede, sento la necessità di passare da sto scontro terribile di morte e sangue, dei rossi e neri quindi, con questo bianco che è luce, che è leggerezza il bianco, perché il bianco è il colore su cui si adagiano gli altri colori, anche se lui fisicamente è la somma dei colori, in realtà dal punto di vista pratico lui è un foglio di carta bianca dove puoi fare tutto. Il bianco si dilata, prende piano piano il sopravvento. Nell'ultima fase dei lavori il bianco lo sento parecchio. Diciamo che il rosso sì, mi ricordo che c'è ancora la passione, che c'è ancora il sangue, l'ardore. Il nero non voglio neanche troppo pensarci perché mi ricorda momenti amari. Li accosto ancora, ma riducendo il campo al centro di una grande superficie dove a predominare è il bianco, che è forse il vuoto, forse una mancanza di qualcosa, dove potrei anche aggiungerci altre cose. È come un'isola in un contesto tutto bianco. E per me il mondo di oggi è poco di noi in un mondo fatto di vuoto. Nel 2008 a Venezia arriva un ragazzo afghano di 17 anni. Questo ragazzo sognava l'America e scriveva poesie, però è stato schiacciato tra due camion, questo profugo, e muore. Io sono rimasto molto colpito, l'ho letto sul giornale la notizia, il pezzetto di giornale sta nel retro del lavoro mio. Ho ripreso una sua poesia e però l'ho resa evanescente, come nelle nebbie di Venezia, e tutti i suoi sogni sono come dei palloni che se ne vanno verso l'esterno della cornice. Qui c'è la barca di Carondimonio, secondo la mitologia, che lo trasporta nell'aldilà con una grande luce, e l'effetto in basso è l'acqua, perché lui in fondo diventa polpiglia e se ne va. Vedo una diaspora, una polverizzazione di molti valori, quindi bisogna rifondare un poco. Questo è un discorso un po' amaro che faccio, ma così sento. Mi accorgo che stiamo quasi retrocedendo, ma nel senso peggiore, andrebbe ricostruito il sistema di valori. Il mondo sta cambiando ed è giusto che si vada avanti, però mantenendo alcune cose importanti. Degli artisti di oggi ho la massima simpatia, ne conosco tanti, ognuno lavora pensando al mondo che lo circonda o al mondo che sogna del futuro, quindi. Anche quando vedo la Biennale, vedo lo sforzo enorme di cercare di rappresentare in forme nuove. Alle volte ho l'impressione che si sfoci in qualcosa di molto analogo a quello che era nel tardo Cinquecento, al manierismo. Sono più creativi che artisti. Ecco, lì andrei a sottolineare. Però hanno tutta la mia simpatia, nel senso greco del termine, sim, pathos, cioè partecipo a quello che sentono, perché anch'io vivo questi problemi. Il mio fare ultimo, che voglia o no, sono ancora uomo di questo momento, di questo secolo, è proprio quello di raffigurarmi sempre più piccolo. L'opera mia è sempre più piccola in un campo bianco.
Nel 2016, nell'occasione della donazione di queste importanti tele, il comune, quindi i cittadini di Fontanelle, gli hanno conferito la cittadinanza, un conferimento dettato dalla grande passione, energia e ricerca con le quali il pittore ha creato le sue opere, diventando negli anni un brillante portavoce nel mondo dell'arte e per l'indissolubile attaccamento alla sua terra natia, interpretando l'arte come linguaggio del cuore e come dono da condividere. Io ho portato i miei lavori qui per la comunità di Fontanelle, quindi al di là di questa amministrazione. Io penso ai nostri figli e nipoti. Allora ragazzi, io vi ho conosciuto un paio di mesi fa in aula ed è stata una bella esperienza, un bel incontro e avevo percepito molto interesse per tutto ciò che è creatività. Oggi in particolare mi sembrate anche cresciuti, mi state dando grande soddisfazione, mi è piaciuto molto lavorare con voi. Sono nato a 500 metri circa, c'era una specie di villa tipo la Reggia di Caserta, fatta di legno, 3 stanze, il cortile era con le galline. Questa è la mia storia e io mi sento una gallina come quelle galline che erano nel cortile. Mi sento una gallina che tenta di volare e non ce la fa, dopo 2 metri starnazza a terra. Faccio qualche uovo, qui ne ho dati 30 a Fontanelle, ma tutto lì, voglio dire, non mi sembra di fare chissà che. Io alle volte li ascolto sti critici e van via, vero? È un piacere. Io domando perché non dipingono loro che sanno tutto, però vabbè, meglio che me la tenga questa. Anche la gallina fa delle cose straordinarie e non sa di farle, perché l'uovo è una cosa straordinaria. Sì o no? Quindi questa è una felice sorpresa. Con loro proprio mi trovo bene, mi hanno riempito la casa di aria nuova, di forza, di gioventù, di interessi. Proprio è una piacevole esperienza e li vedo motivati. A loro io auguro un futuro radioso, che tengano duro. Anch'io ho avuto una partenza non facile, ma ho tenuto duro e loro possono fare anche molta più strada di quella che ho fatto io. Sono andato un po' in giro per il mondo, giravo per trovare me stesso, sia chiaro, e il viaggio più bello e più lungo l'ho fatto dentro. E ai ragazzi d'oggi, peccato ce ne siano pochi, direi: lasciate perdere le droghe, è più bella sta droga qua, leggete tanti libri, ci si apre, si scoprono mondi straordinari. Io sono convinto che se voi continuate a impegnarvi a guardare il punto d'arrivo che sognate tanto, dateci dentro, avete l'età, le forze e tutto, e il mondo dovrebbe portarvi soddisfazioni. Io ve lo auguro di cuore. Dovrei ringraziare una persona che so che proprio non dovrei, anzi stasera le sentirò, non a casa, già per strada. Sempre mi dice guai se mi nomini e io non la nomino. Di più vi dico, io non posso che ringraziarla perché lei ha sposato i miei sogni.
Ok, grazie, spero sia piaciuto. Io vorrei darvi qualche cenno di quello che c'è stato dietro le quinte di questo documentario. Io ho capito fin dal primo incontro che poteva nascere qualcosa di significativo. L'ho capito dalle domande che hanno fatto i ragazzi a Morago, domande molto profonde che però facevano intendere la volontà di conoscere prima l'uomo e poi l'artista. E penso sia importante questo, cioè conoscere un artista in carne ed ossa non attraverso i libri e i cataloghi, ma direttamente confrontandosi con la persona. E che poi rispecchia la mia concezione anche di didattica, di scuola, che deve aprirsi al territorio, entrare in contatto con gli artisti del territorio e appunto tornare al centro di una rete di connessioni con enti come ad esempio Oderzo Cultura, che si prodiga sempre con eventi come quello di oggi e che ringrazio per l'ospitalità. Poi vorrei ringraziare l'Isis Obici, tutto il personale, a partire dal dirigente Botteon, il vicario Lunardelli, e le professoresse Alemanno e Cattai che hanno preso i contatti con l'artista, la professoressa Dalbò che è stata preziosa durante le riprese, e ringrazio ovviamente i ragazzi perché in un anno mi hanno insegnato tanto e porterò questo insegnamento a lungo, anche in altri contesti. E infine vorrei ringraziare Morago che sta scappando perché non ama essere al centro dell'attenzione, ma volevo ringraziarlo perché stare al suo fianco, lo sapranno in tanti, qui non è semplice perché ha una personalità esplosiva. Guardare i suoi quadri è come guardare un po' nel suo animo, però volevo ringraziarlo perché questa turbolenza ci ha fatto capire che potrebbe essere anche il motore per andare avanti e trasformare le avversità, le sofferenze in forza vitale. Quindi lo ringrazio a nome di tutta la classe e nuovamente bentornato Morago. Buonasera a tutti, grazie mille di essere stati presenti questa sera. Per noi è una grande emozione aver potuto mostrare un nostro lavoro. Vorrei dire un paio di parole a nome della classe, che per noi aver potuto realizzare questo documentario, questo progetto, è stato non solo un momento per metterci alla prova o per valutare anche le nostre competenze, ma è stata anche un'esperienza formativa di grande valore. Per noi è stato un onore poter raccontare non solo la vita, ma l'esistenza di un grande artista che ammiriamo molto. Da parte di tutta la classe vorremmo ringraziare Morago, la scuola, il preside, che insieme ai professori ha permesso la realizzazione di questo progetto. E infine vorremmo fare un ringraziamento speciale al nostro professore che ci ha guidati durante tutto il percorso e ci ha sostenuti in questa avventura. Grazie mille, professor Lucatello. Adesso lo vado a pescare. Ha fatto di tutto per scappare. Io sono un po' timido, non so quanto, ma dopo un po', vero, mi rifaccio. Sono contentissimo. Quando mi avevano detto in una mail che gli spazi erano tutti occupati, che erano dovuti anche, avevano dovuto aprire un'altra sala, io ho detto ma allora Oderzo dopo 25 anni ancora mi vuol bene, qualcuno mi apprezza, si ricorda di me, quindi io ringrazio davvero molto. E per il resto la liturgia cosa prevede? Non c'è liturgia, no, come l'arte, ispirazione allora è buona la prima sempre. Perché io
parlato già fin troppo. Quindi non voglio che andiate a casa, vero, col il timbro della mia voce nelle orecchie, e quindi no. Se voi avete qualche domanda, io sono qui. Era così, vero direttore, architetto Covre? Era previsto che i presenti mi facessero delle domande, che ne so, anche i ragazzi stessi. Se c'è qualcosa che non avete capito, vi faccio rivedere il film, come... Nessuna domanda? Va bene. Allora, adesso passiamo a qualcosa di più dolce, di più tranquillo, un aperitivo, qualcosa, però prima lasciatemi che vi dica che siamo vicini a Natale e che voglio che voi passiate un Natale sereno e dolce, un nuovo anno in salute e con tante soddisfazioni, che sono cose tutte e due importanti, vero? E ricordatevi che Morago esiste ancora, anche se da domani mattina io già sono in viaggio, quindi però potrei tornare una volta tanto, non aspettando 25 anni perché andremo un po' troppo in là. Io vi ringrazio di nuovo. Perfetto, adesso si sente. Fondazione è un contenitore che invita le persone che hanno dato tanto a Uderzo a esibirsi e a esibirci quella che è la loro arte. E questa casa è la Casa delle Arti, Palazzo Foscolo, il Museo Archeologico, ma soprattutto è la loro presenza che ci rallegra, perché sono loro che porteranno avanti dopo di noi tutto quello che qui dentro e anche il nostro territorio ha dato, sta dando e speriamo darà ancora. Quindi noi come fondazione abbiamo questo mandato e cerchiamo di farlo con la massima passione, la massima diligenza che significa anche creare degli eventi che siano doverosi per dare merito a coloro i quali vengono qui. E quindi questa sera abbiamo aperto le porte del Foscolo, abbiamo avuto la presenza del video, la presenza dell'artista, ma non è solo questa presenza che abbiamo ideato con l'artista, c'è anche la sua presenza artistica nelle sale attigue. Quindi alla fine di questo convivio, anzi forse all'inizio del convivio successivo, col Taglier d'Oro, che ringraziamo per questa... Ringraziamo doverosamente per la loro presenza, che offriranno un piccolo pensiero anche di invito, di auguri, visto le festività natalizie che abbiamo di fronte a noi. Ma prima di arrivare al Taglier d'Oro, che è da quella parte, vi invito tutti a entrare un po' nell'arte di Morago fisicamente, quindi nella stanza attigua c'è un percorso, piccolo percorso, un assaggio del percorso museale dell'artista, e nelle sale attigue. Poi vi inviteremo a fare il giro dietro a questo piccolo bookshop, no, non è shop, è solo book, perché sono solo in consultazione, book show, esatto, grazie. Saluto anche tutti i miei consiglieri di gestione, consiglieri di amministrazione presenti e tutte le autorità ovviamente. E alla fine di questo percorso magico ci sarà il convivio gentilmente offerto dal Taglier d'Oro. Viva Fondazione, grazie mille, buona serata. Il nostro personale vi inviterà poi nel percorso di sala e nel percorso del convivio. Grazie ancora.